L'ospite della domenica è Alessandro Idonea, attore, regista, direttore artistico del Metropolitan di Catania. Grazie di essere qui, benvenuto. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Buon primo maggio, oggi lavori, malgrado sia il primo maggio. Perché è la festa dei lavoratori, quindi io lavoro. Alle 17:30 replica della commedia Dolce Amara con cui hai debuttato ieri sera al Brancati di Catania. Per fortuna è una notte di luna di Gianni Clementi, regia di Nicasio Anselmo. Un lavoro importante perché ci sono sullo sfondo l'allunaggio, la Piazza Fontana, il sequestro Moro, è vero? Guarda, è uno spettacolo veramente che fa un salto di epoche e viene scandito da dei momenti tragici e importanti sia del mondo ma soprattutto italiani, per cui partiamo con l'allunaggio, quindi l'inizio della storia di questa famiglia che sembra una famiglia normalissima ma che poi si rivelerà una famiglia spietata. Inizia con l'allunaggio, con proprio la notte, la sera dell'allunaggio, per terminare nel 93 con la nascita, diciamo, del nuovo partito che scese in campo. E tutto questo in mezzo con appunto la strage di Piazza Fontana, con il rapimento di Aldo Moro e questa famiglia che siamo veramente una bellissima compagnia. Ieri sera abbiamo avuto la prova perché il pubblico è andata benissimo. È andato benissimo, il pubblico ci ha applaudito, lo spettacolo è piaciuto. Noi temevamo, perché appunto essendo una commedia ma noir, che magari il pubblico soffrisse di tutta questa storia che poi all'ultimo si rivela spietata. E invece no, il pubblico è piaciuto e si è divertito. Quindi il teatro, come dire, attira sempre, malgrado questi 2 anni di sospensione dovuta al Covid? Ma guarda, forse finalmente si sta tornando a una normalità. Ancora abbiamo le mascherine, quindi anche per noi attori, vederli con le mascherine non percepiamo se stanno godendo a pieno dello spettacolo. Giusto. Però si sta piano tornando. Tu hai il DNA proprio del teatro perché ti sei formato alla scuola di recitazione dello Stabile di Catania e sei figlio d'arte. Gilberto Idonea è un personaggio importantissimo della storia del teatro italiano. Tua mamma recitava che c'aveva nel pancione te, vero? Sì, praticamente io ce l'ho nel sangue, mi scorre teatro, perché anche tu pensa che mia madre e mio padre si sono sposati perché mia nonna materna faceva l'attrice, quindi mia nonna si portava mia madre a teatro alle prove e si sono conosciuti mio padre e mia madre. Bellissimo. Senti, rivediamo un attimo la celeberrima pubblicità di Gilberto Idonea, dai, soltanto, è brevissima ma ci fa morire da ridere. Austino. La donna è morbida, qua piuma vento, qua piuma ma Faustino, hai visto la vostra nipote stamattina? Cara comare, lo che mire può mangiare, che cose belle sono italiane. Vabbè, la qualità dell'immagine non era perfetta, però è divertentissima. Io ti posso dire che grazie a questa pubblicità mio padre, che fino a quel momento con la sua compagnia avevano fatturato pochi milioni, a un certo punto gli esplose in mano e grazie a questa pubblicità mio padre cominciò a girare l'America. Caspita. Perché? Perché grazie agli incassi che fece grazie alla pubblicità, cominciò a portare la sua compagnia in giro per il mondo, perché voleva vedere come attori come Musco, come Grasso, riuscissero a portare il nostro teatro in giro per il mondo. E così cominciò la sua carriera realmente artistica. E tu l'anno scorso hai messo in scena l'importanza di essere idonea, che è in ricordo naturalmente di tuo padre e del grande Angelo Musco. Sì, è un omaggio che faccio alla Sicilia e alla sicilianità. Guarda la locandina. Ecco. Sì, questo è quando l'abbiamo fatta appunto per Natale, sotto il periodo natalizio. C'è qualche altra immagine? Forse intanto tu puoi... E appunto è uno spettacolo che omaggia la Sicilia e la sicilianità, uno spettacolo dove, partendo dalla storia di mio padre e quella di Angelo Musco, che hanno molte cose in comune, comincio a fare un excursus di quella che è la Sicilia e soprattutto quelli che sono gli autori siciliani, anche perché autori come Nino Martoglio, che da poco è passato il centenario, ebbene, Nino Martoglio noi
purtroppo a Catania, in Sicilia, lo consideriamo un autore di serie C, perché forse ne abbiamo abusato troppo. Eppure, se ti vai a leggere la sua storia, era un avanguardista, è uno che, quando ancora non esisteva Cinecittà, ha creato gli studios qui a Catania. Caspita. Quando non esisteva ancora la fonografia, è stato uno dei primi a sfruttarla e a registrare delle sue poesie. È stato uno dei primi che ha creato la compagnia con Angelo Musco e l'ha portata in giro per tutta l'Italia. Davvero un innovatore. Oggi, se abbiamo Luigi Pirandello, pochi sanno che lo si deve a Musco, a Martoglio, perché fu proprio Martoglio che andò a cercare il professore Pirandello e gli chiese di scrivere per Angelo Musco. E una volta che Pirandello vide in teatro Musco, scrisse per lui Lì o là, il berretto a sonagli e pensaci Hai Giacomino. capito? Ti aggiungo altro? No, veramente fantastico. La parte finale dell'importanza di essere donna è dedicata all'emigrazione, Sì. che ha un risvolto anche positivo dal tuo punto di vista perché esporta la cultura di un paese. Ma adesso noi in questo periodo viviamo una situazione di emigrazione terribile. Soltanto in Italia già sono arrivati 100.000 ucraini. Sì, purtroppo, guarda, io penso che la storia dovrebbe servirci per insegnarci qualcosa ed evitare di ripetere gli errori. Non so se abbiamo studiato bene, perché stiamo commettendo degli errori che ci fanno capire che gli ultimi 50 anni allora non abbiamo imparato da quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Quindi quali errori secondo te? Ma secondo me oggi bisogna lavorare visto che siamo in un mondo globale, è inutile lavorare sul Occidente-Oriente, la Russia vuole 1 metro in più di terra rispetto a 1 metro in meno. Qui dobbiamo solo fermare la guerra. In mezzo ci sono dei civili che muoiono tutti i giorni sì. e muoiono per degli interessi economici, perché le guerre sono sempre mosse da interessi economici. Come non è corretto, secondo me, sentire che ancora oggi abbiamo dei contatti con la Russia per gas, per luce. Allora, se fai l'embargo lo fai dal primo giorno. Complessivo, tu dici, anche se ci costa poi naturalmente... Ma lo pagheremo lo stesso, perché questa cosa a lungo andare, se o entriamo oggi o entriamo fra un anno in guerra, ci costerà lo stesso di entrare, perché prima o poi ci dovremmo esporre. Si sta esponendo già l'America, cosa che fino ad oggi non aveva fatto, ora sta cominciando a entrare a gamba tesa e a dire anche lei la sua. E piano piano ci coinvolgerà tutto, perché coinvolgerà la NATO, coinvolgerà gli altri paesi. L'Unione Europea. Conveniva sin dall'inizio dirgli ascoltami, o ti fermi oppure siamo tutti contro di te. E a quel punto doveva prendere una scelta diversa, secondo me. Speriamo che le cose migliorino. Intanto, tornando all'emigrazione, tu hai fatto un altro spettacolo, un'opera teatrale, 262 vestiti appesi, proprio su una tragedia, quella di Marcinelle, dove nel 1956 in Belgio morirono 262 minatori e 136 dei quali erano italiani. Questo è un po' il trailer di 262 vestiti. Guarda, è uno spettacolo che ha avuto una grande fortuna, perché è nato da una mia curiosità, nel senso lessi una poesia e volevo sapere di più di questa storia, ma in realtà da noi se ne parla poco. Perché l'Italia si è vergognata, in quanto era complice insieme al Belgio di avere mandato via i propri figli in cambio di carbone, perché fondamentalmente l'accordo uomo-carbone dell'epoca era che per ogni italiano che raggiungeva il Belgio e cominciava a lavorare nelle miniere belghe, in cambio il Belgio mandava all'Italia un sacco di carbone a settimana. Davvero triste, eh? È veramente triste. E quindi questa storia, l'Italia, una volta successo l'incidente, cercò di far tacere il prima possibile tutto e ripartire, anche perché a noi in quel momento serviva il carbone per fare ripartire le industrie proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, questa storia secondo me era una storia che andava raccontata proprio perché noi siamo un popolo di emigranti e c'è poco da dire. Noi siamo
il popolo che più è andato in giro per il mondo. Noi siciliani ce l'abbiamo nel DNA, ma non per spirito di conquista, mai. Noi andiamo solo per sacrificio, per lavoro. E la cosa bella è che ovunque siamo arrivati, quasi sempre siamo riusciti ad affermarci. Tu questo l'hai fatto, e l'hai fatto con uno spettacolo bellissimo in cui hai fatto la regia a tuo padre Gilberto, che è One Man Show, che Esatto. è un tributo a Musco, ma che ha appunto girato il mondo, è vero? E questo spettacolo ha avuto la fortuna di partire da Catania, la prima fu nel 2007, ottobre 2007 a Catania, al Teatro Massimo Bellini di Catania. Ecco, stiamo vedendo un pezzetto. Esattamente, e questo spettacolo è praticamente partito da Catania ed è andato direttamente in giro per il mondo. Ha fatto fino all'ultimo, papà, proprio qualche mese prima di lasciarci, papà era sempre in scena con questo spettacolo, perché era uno spettacolo che è quel classico spettacolo dolce amaro che porta anche lì la nostra cattura sicilianità anche. e cattura, e Certo. quindi Ma non ti ovunque arrivava. intimidiva a dirigere tuo padre? Come Ma è stato? guarda, ormai Bonanima non ce la posso dire, ci siamo scannati tutti i giorni per tutte le prove, era difficilissimo, anche perché poi lì entrava anche il rapporto padre-figlio, quindi per quanto io fossi il regista e cercavo di fare valere il mio tuo potere ruolo. registico, esatto, dall'altro lato avevo papà che in realtà mi trattava come figlio, e quindi intanto mi diceva state muto, tu non capisci niente, e quindi erano delle lotte dove ogni volta a salvare capi e cavoli entrava la mamma che faceva per favore Gilberto lascialo stare, è tuo figlio sempre. Quindi era una sciarra continua. Una sciarra continua. Finivamo praticamente a tavola che non ci parlavamo per giorni. fantastico. Però devo dire, ringrazio oggi perché è stata una delle cose più belle che sono riuscito a fare con papà, oltre a Liolà, che è stato un altro bellissimo spettacolo, abbiamo messo in scena assieme. Beh, certo. Ti sei dedicato anche al teatro musicale italiano con La zia di Carlo. Ne possiamo vedere un pezzetto, perché vediamo, è una scena particolare, vediamo se la inquadriamo. Già rido, eh? No, ma perché... Allora, tu devi pensare che questo spettacolo, quando lo abbiamo messo in scena, anche lì, avevo mio padre che era contro. Mi disse, ma tu... Guardiamolo. Signora Beverly Smith, vi presento Donna Lucia. Che diceva tuo padre, ma Ma tu... mio padre mi diceva, devi farlo come ti dico io, perché lui l'aveva fatto nel 79. E dissi, no, io lo faccio come piace a me e come penso io. E quindi lo misi in scena stravolgendo quello che aveva fatto lui fino a quel momento. Però devo dire, lo spettacolo funziona perché l'antravestì in scena è sempre un fatto. Comunque è già il gioco scoperto dell'uomo travestito da donna col pubblico che già lo sa, è una cosa che fa divertire molto. diverte. Ma come si fa a emanciparsi da una figura così importante, così carismatica, anche se una persona estremamente piacevole come tuo padre? Ma guarda, sicuramente il primo periodo io ho sofferto l'essere il figlio di, perché qualsiasi cosa facessi ero sempre il figlio di, che la facevo bene o la facevo male, sentivi sempre è il figlio di, che se la facevo bene era dato per scontato, in quanto vabbè, certo, è il figlio di, se la facevo male, le male lingue dicevano vabbè tanto è il figlio di, come a intendere è raccomandato. Piano piano ho capito che io dovevo comunque staccarmi da questa cosa, perché sennò avrei vissuto tutta la vita con il problema di essere il figlio di. E quindi ho detto, vabbè, sai che c'è, siccome tanto me lo dicono lo stesso, come dicono dalle nostre parti, mi ne futto e vado avanti. E ho cominciato quindi a fare le mie cose, appunto 262 vestiti appesi, La zia di Carlo e tante altre cose che mi hanno portato in giro a incontrare gente che poi è stata la mia più grande formazione, perché sai, nel nostro mestiere si dice si ruba lavorando. Chi ricordi in particolare? Ma sicuramente uno degli incontri più importanti che ho fatto per la mia carriera, soprattutto registica, è stata quella con Luigi Locascio, al quale ho fatto l'aiuto regista in 2 produzioni, e devo dire lavorare con Luigi è sempre stato veramente un accrescimento interiore, ma non solo a livello teatrale, proprio a livello personale. È un uomo che tra l'altro tu lo vedi sempre una persona molto seria, e invece è una persona di un'allegria, una persona con la quale io passerei veramente giornate sane, e poi una persona
preparatissima. Esatto, grande cultura, grande competenza, abilità. Il 14 di questo mese debutti al Metropolitan, dove tu sei direttore artistico, con La Fortuna, con l'F maiuscola, Sì, con la nostra amica comune, perché ho avuto il piacere di conoscere Manuela Ventura. Abbiamo questa fortuna di chiudere questo cartellone con questo spettacolo, devo dire uno spettacolo che ha dentro... gli spettacoli di De Filippo secondo me hanno quel quid in più perché fotografano la nostra storia, la nostra Italia in maniera perfetta. E la scandiscono in ogni periodo e in ogni epoca. E quindi questo spettacolo, La Fortuna con l'F maiuscola, chiude il cartellone e speriamo che sia la chiusura del cartellone ma il rilancio per quello dell'anno prossimo, certo, bocca al lupo, che ci torni mancherebbe. il pubblico che ha sempre frequentato, ha sempre riempito il nostro teatro. Noi abbiamo avuto la fortuna fino al giorno prima della pandemia di avere sempre 5.000 abbonati e questa era la nostra forza. Questo vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad oggi il nostro pubblico lo apprezza e corre. Io spero che l'anno prossimo tornino. Quest'anno è stato un anno che non si capiva se si partiva o no la pandemia. L'anno prossimo noi vi aspettiamo. E noi ti aspettiamo. Tu sei stato anche in TV, naturalmente hai fatto tutto, praticamente hai fatto la fiction Rai Felice Impastato. Purtroppo ancora di stretta attualità perché c'è la controversia della confisca di Casa Felicia. Ahimè, la notizia di qualche tempo fa della confisca del bene che verrà restituito a Badalamenti. Ancora non è definito. Sembra che però... L'altro giorno Don Ciotti ha battuto i pugni sul tavolo. Ma era speriamo, anche perché vedi, anche lì sarebbe come dargliela vinta, è come ammettere la sconfitta e non può essere. In un paese oggi nel 2022 dove una madre come Felice Impastato per anni ha chiesto giustizia ma non vendetta, eppure gli è stata anche offerta, voglio dire, Felice aveva i parenti che erano comunque mafiosi, poteva benissimo andare a chiedere direttamente la vendetta e non giustizia. Invece è stata una donna che ha atteso per anni la giustizia, aspettando che la nostra giustizia, che è sempre molto lenta facesse il suo corso. Esatto. E quindi oggi più che mai non bisogna cedere, non bisogna mai lasciare un passo, dobbiamo andare avanti e queste donne, queste persone che hanno lottato per la giustizia, per questo paese, perché la lotta che ha fatto Felicia, fondamentalmente è la lotta che dobbiamo fare tutti i giorni noi, per un mondo migliore e per una Sicilia più legale. Fantastico. Hai fatto anche cinema, La scomparsa di Patò, tratto da un romanzo di Andrea Camilleri, Chiamami Salomè di Oscar Wilde. Hai fatto tutto, però il teatro rimane la tua passione più grande. Guarda, io il cinema lo faccio, mi piace, anche la fiction per carità, però sai, il potere ogni sera avere il contatto diretto con il pubblico, quella è come una droga, non ne puoi fare a meno. Sì, la fiction o il film lo vedono in contemporanea milioni di persone, certo. E soprattutto rimarrai lì, perché comunque passeranno gli anni e tu sei in quella pellicola o in quella fiction. Il teatro no, il teatro lo fai ogni sera e nasce come si apre il sipario e muore nel momento in cui si chiude il sipario. Però l'emozione che ti dà ogni sera il teatro, il cinema e la fiction te la daranno. Non te la danno, è vero? No. Questo lo dicono sì, ma altri tuoi colleghi. Chi fa l'attore è come... A un certo punto, appena si apre il sipario, ti scatta l'adrenalina, che te la tiri, la porti avanti per tutto il tempo fino a quando non si chiude il sipario. E quell'adrenalina, vuoi non vuoi, diventa come una droga, è una cosa che poi ogni giorno dici, aspetta, ma quell'emozione che ho provato ieri, perché non la riprovo oggi? E quindi cerchi... E ci dai dentro. E quando poi c'è il pubblico davanti, quindi c'hai anche la risposta immediata. Perché una cosa che quando giri un film, oggi fai la scena, intanto la tua scena, bella, brutta che sia, tu passi sempre per le mani del montatore. Quindi devi fare la scena più brutta o la scena più bella, poi quello che ti salva o ti ammazza è il montatore per come la monta.
A teatro sei tu, Sei tu. con le tue armi e col tuo Senti, strumento. ma il pubblico è anche lo specchio di una città, in questo caso Catania. Com'è cambiata Catania in questi anni? Come la vedi? Ma guarda, io penso che... Salvo Covid, che si è visto Salvo poco il Covid, pubblico. diciamo che Catania purtroppo negli anni è andata non coltivando un pubblico di nuove generazioni. Oggi io sento un piccolo fermento, spero che non sia solo una mia sensazione, ma che diventi concretamente un qualcosa... Fermento positivo, quindi. Sì, spero di sì. Dopo, diciamo che il Covid forse ci è servito un attimo per fermarci, fare il punto della situazione e quindi analizzare e capire verso dove vogliamo andare. Sicuramente abbiamo avuto degli anni d'oro, ma parliamo degli anni 80, primi anni 90, voglio dire, il Teatro Stabile faceva 12-14 mila abbonati, mio padre ne faceva 10.000 al Metropoli, erano numeri. Oggi purtroppo ci manca il pubblico, perché? Perché forse abbiamo snobbato noi stessi il pubblico, pensando che tanto vengono lo stesso, e invece oggi te lo devi andare a costruire il nuovo pubblico, dobbiamo andare a prenderlo porta a porta quasi, perché oggi c'è Netflix, oggi c'è lo smartphone, oggi c'è tanto intrattenimento e così velocemente che noi siamo forse l'ultima ruota del carro, ma in realtà solo tramite il teatro puoi risvegliare le coscienze. Io penso. È bellissimo e con questo io chiuderei. Ti ringrazio moltissimo, ricordo l'appuntamento al Brancati oggi pomeriggio alle 17:30, per fortuna è una notte di luna, protagonista Alessandro Idonea, grazie, complimenti e in bocca al lupo per tutto. Ma poi siamo tanti protagonisti in quello spettacolo, anzi li voglio ringraziare perché è una compagnia, posso citarli? Come no, certo. Oddio, ora non mi ricordo manco uno, Filippo Brazzaventre, Deborah Bernardi, Plinio Milazzo, Giovanna Mangiù, Lucia Portale, Vincenzo Volo, Anita Indigeno, Luigi Nicotra e me. Siamo una compagnia fantastica, venite davvero. a vederci. Complimenti anche per la memoria. Hai capito, l'ho ricordati tutti. Tutti. Cioè. Che bravo. Grazie Alessandro Idonea, grazie Grazie a voi. mille, complimenti.